Gianluca Matignon, chef formatore di cucina dell'ENAIP, è qui a Addis Abeba dove avete animato la settimana della cucina italiana nel mondo. Com'è andata? Innanzitutto ringrazio la signora Coppola per l'ospitalità. È stata un'esperienza fantastica, per la seconda volta consecutiva con ENAIP Veneto a rappresentare la cucina italiana in Addis Abeba. Abbiamo affrontato molte sfide sia a livello professionale che umano, ma siamo stati orgogliosi e soddisfatti del lavoro finora svolto. Christian, sei allievo cuoco, giusto? Giusto. Che cosa avete preparato per queste serate? Qua abbiamo portato piatti tipici veneti nostri e abbiamo fatto baccalà alla vicentina, abbiamo fatto bigoli in salsa, abbiamo fatto sarde in saor, che sono tutti piatti che ci portiamo noi. Adriana, servizio sala. Com'era la gestione di 400 persone? Inizialmente mi ha un po' spaventato sta cosa perché 400 persone sono tante, però siamo riusciti a gestirli. Come mai ENAIP è in Africa? ENAIP arriva in Africa un po' per le ragioni anche ideali dell'associazione, che è promossa dalle ACLI e quindi vuole dare un contributo allo sviluppo in questi territori. Contemporaneamente credo che l'educational come anche la cucina possono divenire dei biglietti da visita degli ambasciatori per il nostro paese e anche contribuire anche all'insediamento di imprese italiane, perché poi le imprese italiane quando vanno all'estero vogliono anche, uno dei problemi è avere risorse umane che magari parlano italiano, che magari sono state formate, in questo credo che noi vogliamo dare un contributo e credo che questo nostro paese debba anche investire un po' di più nella scuola all'estero, come e soprattutto penso alla scuola di Addis Abeba, che è una grande scuola. Ambasciatore, ad Addis Abeba con la collaborazione dell'ENAIP cosa abbiamo organizzato? Abbiamo avuto un programma, devo dire, molto ricco, è una collaborazione ormai consolidata, ripeto, come dicevo prima, è il secondo anno, quindi l'ambasciata ha ormai una consuetudine di collaborazione con l'ENAIP. Noi abbiamo organizzato una gran bella serata ieri al Club degli Italiani, al Circolo Juventus, che ha riscosso un grande apprezzamento, una presenza massiccia di pubblico ben oltre le nostre aspettative, abbiamo superato le 400 presenze, che è tanto, e devo dire che i 7 chef che sono venuti dall'Italia hanno fatto dei miracoli perché sono riusciti a organizzare un ottimo buffet per dei numeri di gran lunga superiori a quelli preventivati. Ambasciatore di Spagna, Orcas Pontesino. Com'erano i ragazzi dell'ENAIP stasera? No, è stato proprio stupendo. È la seconda volta che ho avuto l'opportunità di venire qui in Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba e ho provato tutto quello che hanno preparato. È stato come al solito stupendo.